Per prima cosa, i mondiali del 2022 si giocheranno in inverno perché d'estate in Qatar il pallone non rimbalza sull'erba per quanto è bagnata, ma non di pioggia, di sudore. In Qatar d'estate la temperatura arriva fino a 50 gradi, ok, far sciogliere i muscoli ai giocatori prima della partita, ma non così. E non solo in Qatar il clima non è adatto per giocare a calcio, ci sono anche problemi di tipo umanitario che rendono come minimo inopportuno organizzare lì un evento mondiale. Per esempio, in Qatar è legale la pena di morte e la flagellazione. Inoltre le donne sono discriminate in tutto. È vero, in Qatar le donne possono votare, ma solo perché le elezioni non si fanno mai. Dovevano essere nel 2007, poi nel 2016, ora pare ci saranno il prossimo anno. Fatto sta che l'ultima volta che in Qatar hanno votato la scheda elettorale era una tavoletta d'argilla e le condizioni di lavoro sono ai limiti della schiavitù, paghe da fame e morti sul lavoro per il troppo caldo. Insomma, solo un gradino sopra i fattorini di Foodora e i magazzinieri di Amazon. Inoltre il Qatar è accusato di finanziare il terrorismo islamico. Ad accusarlo sono Arabia Saudita, Emirati Arabi ed Egitto, o come sono stati definiti all'ONU, buoni quelli. Ma effettivamente in Qatar la legislazione favorisce chi vuole finanziare il terrorismo, tipo che se fai un attentato poi te lo puoi scaricare. Insomma, il Qatar è talmente sospetto che persino l'ISIS ha preso le distanze dal Qatar. Per tutte queste ragioni il Qatar non era il paese giusto dove organizzare i mondiali di calcio. Allora, per convincere la FIFA, il Qatar ha promesso di investire sul mondiale 50 miliardi di dollari, di cui 49 in mazzetta ai dirigenti FIFA. La corruzione infatti è l'unica spiegazione logica all'assegnazione dei mondiali al Qatar. Del resto, cosa c'è di più corrotto della FIFA? Il videogioco FIFA 2018 è talmente realistico che non vince chi mette più palloni in rete, ma chi mette più soldi in una busta. E il Qatar è abituato a comprarsi tutto, a cominciare dall'Italia. Qui da noi, negli ultimi anni, gli emiri del Qatar hanno comprato ospedali, grandi industrie alimentari, compagnie aeree, grattacieli, alberghi, Parco della Vittoria, Bastioni Gran Sasso, Vicolo Corto e Vicolo Stretto. Ma non la nostra nazionale di calcio. Quindi, se l'Italia avesse una dignità, dovrebbe boicottare i mondiali del 2022 in Qatar, oppure andarci veramente preparata. Voglio dire, il calcio italiano è da riformare. E visto che in quell'area geografica del calcio non gliene frega niente a nessuno, lì sono solo scontri e tensioni, e il Qatar è un paese diplomaticamente isolato da tutti, beh, allora io penso che il calcio italiano vada militarizzato. Per i mondiali del 2022 diamo la nazionale italiana in mano all'esercito, che i generali facciano un golpe alla FIGC, facciamo scendere in campo i soldati e mandiamo i calciatori al posto dei militari, Chiellini e Montolivo alle fermate della metro. Il ministro della difesa sarà il nuovo CT della nazionale di calcio, e a tutti i giovani di sana e robusta costituzione dico: difendete la vostra patria, il vostro paese, la vostra bandiera, arruolatevi anche voi per i mondiali in Qatar del 2022. Giovani italiani pappamolle sfigati che non siete altro. Basta stare davanti alla televisione a guardare le partite o a giocare ai videogiochi come dei ciccioni qualunque. Se il calcio italiano è uno schifo, è colpa dei pusillanimi come voi. Ma ora è il momento di muovere il culo e fare qualcosa per la vostra patria. Se avete tra i 16 e i 40 anni, la vostra nazionale azzurra di calcio ha bisogno di voi. Sareste disponibili a farvi saltare i legamenti per il vostro paese? Siete pronti a intervenire a gamba tesa sui polpacci del centravanti nemico? Se la risposta è sì signore, è te che cerchiamo. Invia il tuo curriculum a nazionale-di-calcio@esercito.it e potrai essere selezionato per partecipare ai mondiali di calcio in Qatar. Imparerai a palleggiare con una bomba a mano, a stoppare di petto i missili terra-aria e a sacrificare con orgoglio i tuoi menischi sull'altare del patriottismo. Non startene in trincea, in panchina tutta la vita e diventa nazionale azzurro in onore della patria. A chi la Coppa del Mondo? A noi!